Sempre generoso e risolutore dei problemi, il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento anche quest'anno si presta a finanziare l'illuminazione natalizia che sta già pian piano addobbando la città. Una spesa non da poco se si considera che si aggirerà intorno a circa 100.000 euro. Il parco dunque si conferma anche in questo caso l'unica realtà in grado di avere una visione e anche abile di intervenire sul territorio dove molti altri falliscono, e non solo per carenza di risorse ma anche per l'assenza di una programmazione a lungo raggio che invece lo stesso mostra di avere. Rumors, inoltre, parlano di un contributo che potrebbe toccare la vetta dei 600.000 euro in occasione dell'atteso appuntamento con Agrigento, capitale della cultura. Intanto scade oggi, in relazione a quanto leggiamo sul sito del Comune di Agrigento, il termine per la manifestazione di interesse per organizzare l'iniziativa Natale 2023 verso Agrigento, capitale della cultura, che è finalizzata a dotare il centro della città di un mercatino ed eventi collaterali sul tema e la tradizione del Natale. E a quanto si intuisce potrebbe essere una vera e propria corsa contro il tempo, perché l'avviso pubblicato sul sito del comune afferma che la data in cui si svolgeranno i mercatini partirà proprio oggi, dunque quella in cui c'è ancora tempo per presentare le istanze. Non abbiamo chiaro dunque quali possano essere invece quelli entro i quali, come si legge, apposita commissione valuterà i progetti presentati e formerà la graduatoria finale. Giorno più o giorno meno, in ogni caso sarà Natale.